Delle due l'una, o siamo convinti che i cittadini siano dei poco di buono, dei lazzaroni, oppure siamo convinti che i cittadini siano preoccupati quanto le istituzioni del problema del coronavirus. Si basa su questo rapporto di fiducia ormai strettissimo fra il Veneto e i veneti la decisione di Luca Zaia di mettere a disposizione i tamponi per chi rientra dall'estero. L'ennesima conferma del senso di responsabilità della popolazione in un momento critico per l'emergenza coronavirus. Ho visto che i cittadini hanno sempre collaborato, ho detto siccome questo è un provvedimento che in via teorica doveva fare, lo sottolineo, doveva fare il governo, la scorsa estate lo ha fatto il governo, il famoso provvedimento dei tamponi obbligatori agli arrivi negli aeroporti. Allora, siccome noi ci sostituiamo al governo, siamo gli unici in Italia a fare sta roba, ho detto lo facciamo in questa prima fase in maniera fortemente raccomandata. Cosa vuol dire in maniera fortemente raccomandata? Arrivi dalla Gran Bretagna, da Malta, dalla Grecia, dalla Croazia, piuttosto che dal Portogallo, dalla Spagna, che sono paesi segnalati come pieni di contagio. Allora, se arrivi da quei paesi, se arrivi in aeroporto puoi approfittare di farti subito il tampone, oppure in generale se arrivi da quei paesi puoi farti il tampone entro 24 ore gratuitamente in uno dei centri tampone, sono una sessantina in giro per il Veneto.